Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. È stato programmato per il prossimo 3 ottobre l'incidente probatorio relativo allo stupro di gruppo a Palermo ai danni di una 19enne. Sarà ascoltata la versione della vittima e saranno presenti anche i 7 indagati. I carabinieri del Rosso hanno eseguito un sequestro di beni emesso dal Tribunale di Messina nei confronti di un affiliato della famiglia barcellonese. Tra il patrimonio dell'uomo una villa da quasi 300.000 euro. Se a Lampedusa avessimo messo mani e pensieri 25-30 anni fa, forse non saremmo arrivati a questo. Lo ha affermato Claudio Baglioni facendo riferimento all'emergenza che si vive sull'isola a causa della notevole affluenza di migranti. Contrabbando e evasione fiscale per quasi 10 milioni di euro, queste le accuse ai danni del direttore di un deposito commerciale di Siracusa che avrebbe venduto enormi quantità di benzina agricola soggetta ad agevolazione fiscale. E chiudiamo con il meteo. Per domani è previsto ancora clima estivo in Sicilia con le temperature massime che supereranno i 30 gradi in tutte le province. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.